e sono orgoglioso che questa rivoluzione parta dal Friuli Venezia Giulia. Una vera e propria rivoluzione culturale, quella che parte da Feletto Umberto con la posa della prima pietra del villaggio di co-housing intitolato a Enzo Cainero, il primo a prevedere la convivenza dei figli con disturbo dello spettro autistico insieme ai loro genitori. Il progetto è stato avviato dalla Fondazione Progetto Autismo FVG Onlus, punto di riferimento per un centinaio di famiglie in regione, nata nel 2006 dalla determinazione della presidente e mamma Elena Bulfone come gesto concreto e lungimirante per suo figlio Alessandro. È divenuto poi un modello di eccellenza regionale. Sono contento perché inizia un progetto che merito, parte tutto da una famiglia, una persona, Elena Bulfone, che ha costruito questa realtà straordinaria. Adesso inizia un progetto unico in Italia dove non si parla più del dopo di noi ma del durante noi, e questo è un passo avanti enorme in termini di democrazia. Qui non stiamo parlando semplicemente di aiutare le persone che hanno bisogno, ma si parla di maggiore civiltà nel nostro paese. Grazie. Il progetto è reso possibile da una formula che unisce la leadership pubblica con la mobilitazione privata. La Fondazione ha raccolto oltre 1 milione di euro in fundraising. La Regione copre il 70% del costo totale, che si aggirerà sui 10 milioni. La risposta di salute alle persone non è soltanto una sala operatoria, un pronto soccorso, una buona terapia farmacologica, è un percorso di vita. E qui si dà una risposta ad una cronicità che accompagnerà chi è colpito per tutta la vita, insieme ai suoi cari, ai suoi affetti, e quindi la libertà, l'indipendenza delle persone passa attraverso scelte di questo genere, scelte forti, difficilmente comprensibili, però io credo che questa sia la strada giusta, la dimostrazione anche dell'intensità di questa serata credo che sia un buon passo avanti in quella direzione.